Abbiamo voluto crederci, abbiamo preso questa decisione di incrementare, comunque di lavorare sul territorio e ci crediamo, il gruppo è buono, motivato e quindi diciamo che le prospettive non possono che essere buone per il futuro a livello di motivazione, poi chiaramente il mercato dirà la sua e bisogna lavorare molto sul mercato, però sì, c'è la volontà. Ecco. Quanti sono attualmente gli operai che lavorano all'interno di questo stabilimento? Ma diciamo che fondendo le due realtà adesso abbiamo un organico di circa 100 dipendenti e quindi è una giornata di festa anche per il territorio in una situazione difficile. Siamo riusciti a superare delle difficoltà che si erano presentate in queste settimane in azienda per ripartire nel prossimo futuro con le migliori condizioni possibili, quindi facendo anche rientrare del lavoro dalla Polonia. Un segnale molto importante, si viene a creare un'azienda già di una certa dimensione. Erano due aziende che comunque funzionavano, due aziende che facevano lo stesso prodotto, hanno deciso di unirsi e di formare quindi una realtà che dopo le più importanti che conosciamo, cioè Arinox, Ailex, Fincantieri e Mectron, questa risulta già un'altra realtà molto importante. Un'area importante per il comune è quella industriale nella zona dei Selaschi, oggi è un momento che accoglie un'altra realtà che qui si è insediata. Speriamo che sia l'inizio di una serie positiva, non dico lunga, ma comunque costante, che inverta un po' quelle che sono oggi le situazioni di mercato, che ahimè invece stanno presagendo e ci predispongono a un futuro sempre più condizionato da stop nel mondo del lavoro a livello occupazionale, con freni continui sugli investimenti, e quindi sotto questo profilo questa realtà che oggi si insedia ufficialmente sul comune di Levi è una controtendenza, quindi una lode e un plauso a questa realtà che si inserisce.